Allarme mette in fuga i ladri da un'abitazione di Cendon di Silea, finita nel mirino già a dicembre. Il proprietario assiste al raid in diretta sul proprio cellulare. In casa c'era anche il figlio. A Paese un 17enne è stato avvicinato ieri sera per strada da due soggetti dell'Est che sotto la minaccia di un martelletto si sono fatti consegnare denaro e telefono. Indagano i carabinieri. Maxi perdita di gasolio sul fiume Sile, questa sera a Ponte Dante, pompieri al lavoro per la posa delle panne assorbenti e per individuare l'origine dello sversamento. Il bilancio 2019 della Polizia Locale di Treviso: più controlli ma meno sanzioni, e per il 2020 una mappatura dei furti e delle telecamere. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Deve esserci stato qualche problema in studio con i titoli, avete sentito quelli che sono gli argomenti principali di oggi. In primo piano ancora l'emergenza furti ed ancora in zona Silea, nel mirino questa volta Cendon, dove una famiglia ieri sera ha vissuto il furto in diretta ed è la seconda volta in poco più di un mese. Vediamo. Hope e Lady hanno fatto la loro parte, abbaiando a più non posso, il sistema di allarmi, telecamere e tutto il resto. Sono le 18:40 in via Pantiere, in questa elegante bifamiliare, quando l'allarme entra in funzione. Io e mia moglie eravamo via quando abbiamo ricevuto una telefonata da una vicina di casa che ci diceva appunto che avevamo l'allarme che stava suonando. In casa al momento c'è solo il figlio Andrea che sta dormendo. Ho sentito l'allarme scattare, i cani che hanno cominciato a fare una confusione tale da, proprio da svegliarmi, da quasi crearmi un po' di ansia, no? Un po' di paura. Sono appunto sceso, cautamente, giustamente, sono andato dalla finestra, ho guardato fuori e praticamente ho visto sti due uomini incappucciati nei campi che stavano guardando qualcosa, evidentemente stavano buttando l'occhio sulla casa, lì con le pile, non so. A vedere i due uomini incappucciati è anche papà Gianluigi, che nel frattempo si è collegato tramite cellulare al sofisticato sistema di sorveglianza. Sul telefonino quindi vede quasi tutto in diretta, immagini che non possiamo mostrare nel dettaglio perché è a disposizione dei carabinieri. Abbiamo provato a guardare con i cellulari le telecamere in remoto e guardando effettivamente ho visto l'allarme suonare. Automaticamente i miei due cani che andavano a vedere il problema qual era, che abbaiavano da matti, e cosa sconcertante ho visto appunto due persone di dietro a casa mia in giardino che stavano correndo. I ladri sono entrati in azione anche nelle case vicine, un vero e proprio raid, ma non è la prima volta. A inizio dicembre, circa un mese fa, a trovarsi davanti i ladri era stata la figlia 17enne. Ho acceso la luce, mi sono avvicinata alla porta e ho visto che loro hanno indietreggiato e poi sono rimasti un po' di tempo a guardarmi. Io sono rimasta lì bloccata a guardare loro e alla fine loro se ne sono andati, hanno scavalcato presumo la rete, sono andati nei campi. Inevitabile la paura. Sembra di no, però in questi momenti quando ti capita una cosa del genere non sai cosa fare e ti blocchi proprio, il cervello si blocca e non sai veramente cosa fare. E rapina ieri sera poco prima delle 10 a Paese, in via Postumia, attimi di terrore per la vittima, un ragazzo di 17 anni. Il giovane stava percorrendo via Postumia quando è stato affiancato da due uomini, verosimilmente dell'Est Europa, che minacciandolo con un martelletto gli intimavano di consegnare il denaro che aveva nel portafogli, pochi spiccioli ed il telefono cellulare. Poi i due sono scappati con un bottino di circa 100 euro. Sotto shock il 17enne, sull'episodio indagano i carabinieri di Montebelluna. Ed ora il bilancio della Polizia Locale, bilancio dell'anno 2019, più controlli ma meno sanzioni, e per il 2020 una mappatura dei furti in città e telecamere agli svincoli della tangenziale.
Il 10% in più di controlli rispetto al 2018, 23.930 interventi contro 21.694. Di contro un netto calo delle sanzioni, 115.981 contro oltre 135.000. La strada della prevenzione messa in campo dalla Polizia Locale nell'anno appena concluso sta dando frutti visibili. Via Pisa, Giardini di Sant'Andrea, via Roma, le zone più battute dai vigili. Scesi in strada anche contro i furti, 306 posti di blocco, 3.355 persone controllate e per quest'anno l'obiettivo di effettuare una mappatura dei colpi in città. Inviteremo i cittadini a segnalare tramite la centrale operativa e tramite una mail dedicata dove e quando si sono svolte questi atti di criminalità, quindi punteremo molto sui furti cercando di mappare quelle zone della città che sono più colpite. Così da concentrare in questi punti i servizi consolidati negli ultimi mesi come le pattuglie quartiere per quartiere dalle 17 alle 21. Vigili impegnati nella sicurezza stradale, in netto calo le multe per eccesso di velocità, triplicate invece quelle per la mancata revisione. Tra gli obiettivi del nuovo anno la videosorveglianza, gli svincoli della tangenziale e l'entrata in funzione dei droni ormai prossima, si parla di febbraio. I numeri che abbiamo visto oggi sono numeri di una forza di polizia, non certo di una forza di polizia solamente amministrativa, quindi io credo che per la tutela anche degli agenti stessi che operano quotidianamente nelle strade sia fondamentale rivedere le funzioni e soprattutto dare un inquadramento corretto alla polizia locale, che deve diventare a tutti gli effetti una forza di polizia. L'obiettivo dell'amministrazione è riuscire ad arrivare a almeno 100 funzionari di polizia municipali, declinati poi in quello che sono gli agenti o i funzionari semplici, perché noi riteniamo che, viste le incombenze che la polizia municipale in questo momento, che sono dal controllo dell'ordinanza antismog, il controllo dei rifiuti abbandonati, tutte quelle tipo di attività che in passato non c'erano, quello sia il livello per cui una polizia municipale del comune capoluogo, qual è il comune di Treviso, debba arrivare. E rafforzati i controlli dei carabinieri di Treviso per prevenire furti in casa e truffe. L'appello ai cittadini, soprattutto agli anziani: non fidatevi degli estranei anche se indossano la divisa, e nei casi dubbi non esitate a chiamare le forze dell'ordine. Furti in casa e truffe di ogni genere in città come in provincia. I carabinieri di Treviso hanno rafforzato i controlli con pattuglie in auto o a piedi a presidiare il territorio. Il fenomeno delle truffe in particolare ha visto nell'ultimo periodo un preoccupante incremento, presi di mira soprattutto gli anziani. Oltre a privilegiare il controllo del territorio, abbiamo rivolto la nostra attenzione all'odioso fenomeno delle truffe che colpiscono le fasce più deboli ed indifese come gli anziani. A riguardo, i carabinieri di Castelfranco Veneto qualche giorno fa in un centro commerciale hanno arrestato 2 avvenenti bulgare senza fisse dimora con precedenti penali che, con una banale scusa, dopo aver distratto un'anziana, sono riusciti a sottrarle il portafogli con 200 euro. I truffatori ormai le scogitano tutte per raggirare e derubare, vittime soprattutto gli anziani, ma non solo. A Colle Umberto un truffatore ha cercato di raggirare un farmacista con la scusa di farsi cambiare delle banconote. Smascherato, è stato denunciato. A Cordignano il trucco utilizzato è invece quello dell'incidente con lo specchietto. Anche in questo caso il truffatore è stato individuato dai carabinieri. Altre volte, come è accaduto l'altro giorno a Silea, i malviventi, oltre a fingersi addetti dell'acquedotto, hanno fatto entrare in scena, per rendere più credibile la versione, anche un finto vigile con tanto di divisa. Di qui l'appello delle forze dell'ordine a non esitare a chiamare 112 o 113 e a non fidarsi di estranei. Non bisogna dare fiducia a persone sconosciute, troppo gentili e premurose, perché non sempre l'abito fa il monaco. 2 locali della Movida trevigiana in zona ex Fonderia controllati dalla polizia di Treviso in collaborazione con i vigili. Ieri sera alle 21:30 12 poliziotti impiegati si sono recati in un locale in largo 3 Venezie, controllate 27 persone, per lo più di origine nordafricana, di cui 9 pregiudicati. Riscontrate diverse violazioni che verranno trattate nei prossimi giorni dalla polizia amministrativa. Poco dopo mezzanotte altro controllo in un locale di cucina etnica in Viale della Repubblica, dove
Con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga sono state identificate e controllate 67 persone, di cui 25 pregiudicati. Elevate sanzioni amministrative per un totale di 1.000 euro per violazioni alle normative di carattere amministrativo e igienico-sanitario. Ed ora ci colleghiamo in diretta con Lucio Zanato a Treviso. Si trova in centro a Treviso per una maxi perdita, un maxi sversamento di gasolio nel fiume Sile. Lucio, buonasera. Che cosa sta succedendo? Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antenna 3 del telegiornale di Treviso. Sono con il comandante Pasini di questo gruppo di pompieri che stanno interagendo. Qui siamo in via Fiumicelli, per intenderci vicino a Piazza Borsa. Qui avete messo dei panni fonoassorbenti, dei panni assorbenti per il gasolio. Cosa è successo sul Sile oggi? Allora tengo a precisare che non sono il comandante è uno molto più in alto di me. Ma il comandante di questo gruppo? Sì, bravo, di questo gruppo di lavoro. Allora abbiamo ricevuto una chiamata dalla polizia locale perché appunto dei passanti hanno sentito un forte odore di gasolio e la nostra procedura prevede la stesura di una barriera con delle panne oleo assorbenti. L'abbiamo messa qua che è il punto un po' più stretto e ne abbiamo avuto anche modo di lavorare meglio. Adesso si tratta di una perdita importante. Quanto sembra sì, perché anche un paio di chilometri più su l'ARPAV che segue appunto gli inquinamenti ci indica di stenderne un'altra. Adesso ci spostiamo più su e ne mettiamo un'altra al fine di raccogliere il più possibile questa sostanza che sembrerebbe del gasolio. Ecco, ma dalla sua esperienza potrebbe essere una perdita ad esempio da una cisterna magari usurata? Ne abbiamo viste tutti i tipi di perdite, adesso l'ARPA farà un'indagine e appunto ci dirà anche a noi da dove proviene. Secondo lei c'è pericolo per flora e fauna che c'è qui? Guardi, ne ho viste di peggio di questa perdita qua, non fanno bene sicuramente, però ne ho viste molto peggio. Grazie al comandante Pasini, seguiremo questo fatto nei prossimi notiziari, adesso linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato, quindi naturalmente vi aggiorneremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Noi proseguiamo con la cronaca perché c'è stato un incidente domestico oggi in via Montello a Moriago, dove una donna di 63 anni è stata raggiunta dalla fiammata di una stufa a legna che aveva cercato di alimentare con l'alcol. La donna è stata soccorsa dal marito di 73 anni, rimasto anch'egli ferito, seppur in maniera meno grave. Sul posto il 118 con ambulanza ed elicottero. La donna è stata portata a Treviso, poi a Padova con un codice di media gravità. Ha riportato ustioni sul 35% del corpo. Anche il marito è stato trasportato a Padova. La prognosi per entrambi è riservata. E noi continuiamo con le notizie relative alla cronaca di oggi, però parliamo di smog perché finalmente la pioggia è arrivata, ma al momento sembra insufficiente ad allentare la morsa dello smog, delle polveri sottili. Sentiamo. Il cielo sopra Treviso rimane carico di smog e neanche la pioggia, annunciata e attesa come unico vero rimedio per abbattere le polveri sottili, è riuscita nell'impresa. La perturbazione calata sul Veneto ha infatti toccato marginalmente la Marca, con tante nuvole ma precipitazioni di modesta entità, insufficienti a lavare l'aria portando al suolo le polveri inquinanti. Uno sguardo alla curva dei dati mostra solo un leggero calo di livelli diurni di PM10, non nella misura che sarebbe stato lecito aspettarsi. Così bisogna attendere i rilievi di domenica, giornata in cui non è prevista pioggia, e soprattutto il bollettino ARPAV di lunedì. Per dichiarare chiusa l'emergenza PM10 e ritirare l'allerta sono necessari infatti almeno 2 giorni consecutivi al di sotto dei 50 microgrammi, o anche solo uno ma con condizioni meteo favorevoli, scenari che a questo punto rischiano di sfumare entrambi. L'allerta rimane dunque tangibile. A parlare di camera a gas è il vicepresidente della Commissione regionale ambiente Andrea Zanoni, che ha scritto una lettera alla Commissione europea per denunciare la regione del Veneto. Secondo il consigliere, infatti, la regione violerebbe la direttiva sulla qualità dell'aria con un piano antismog insufficiente che lascia da sole le singole amministrazioni.
Intanto a Treviso sit-in dei Verdi con volantinaggio e sensibilizzazione su clima e inquinamento. Per proteggersi addirittura elmetto e maschera antigas da guerra. Può essere un modo per attirare l'attenzione su un argomento che ormai viene percepito anche dal cittadino comune. La qualità dell'aria è un bene che va tutelato per tutti, per le generazioni attuali ma per quelle future. I bambini sono quelli che viaggiano all'altezza della maggiore percezione e assorbimento del PM10. Servono politiche strutturali e maggior responsabilità da parte di tutti. Poi serve anche, e quello richiede soldi, un piano nazionale di investimento per l'efficienza energetica degli edifici e l'attenzione in questi giorni con chi ha l'impianto a metano non usi anche la stufa a legna. Un appello va al sindaco Mario Conte. Imporsi anche nell'ANCI perché ci sia la possibilità per i cittadini di poter utilizzare un mezzo pubblico al posto dell'auto. La politica, ora elezioni comunali a Spresiano, dopo la discesa in campo dell'attuale sindaco di Arcade, Presti, per la Lega, le altre forze di centrodestra si sono ricompattate intorno all'uscente Della Pietra. Io con questa Lega non ho niente a che fare. Non c'è molto altro da aggiungere per Marco Della Pietra, sindaco uscente di Spresiano, che sfiderà alle urne in primavera il suo collega di Arcade, Domenico Presti, candidato scelto dalla Lega. E dunque con chi correrà Della Pietra per la riconferma del mandato? Con coloro i quali eravamo partiti 5 anni fa, ad esclusione di questa Lega che ha deciso di uscire dalla compagine amministrativa di Spresiano, ufficialmente per un discorso ASCO, poi alla fine si è rivelata essere insomma fuffa. Non riteniamo possibile e corretto che una figura esterna a Spresiano, tanto più che sembra quasi che venga a fare un mestiere di professione, fare il sindaco, perché riteniamo che fare il sindaco sia una vocazione di servizio e non un mestiere che si può prestare da un comune all'altro. Il gruppo di Della Pietra, quindi Forza Italia, che ha rinunciato a una corsa in solitaria, con l'appoggio anche del terzo componente del centrodestra, Fratelli d'Italia. Per la lista niente simboli di partito ma un'anima civica. Il comune secondo me ha bisogno di continuità. Mi spiacerebbe lasciare il comune proprio perché ho timore che qualcuno rovinerebbe tutto quanto fatto. 2 auto a fuoco questa mattina intorno alle 7 in via Zateria, Nervesa della Battaglia. Per cause con tutta probabilità accidentali una vettura si è incendiata e le fiamme hanno poco dopo avvolto anche l'auto parcheggiata accanto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza l'area. Dai primi rilevamenti l'episodio non sembrerebbe essere di origine dolosa. Ci fermiamo ora per la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Andiamo nel quartier del Piave perché questa mattina è partita ufficialmente la candidatura di Pieve di Soligo a capitale italiana della cultura per il 2021. Pieve di Soligo, capitale italiana della cultura per il 2021. Questo è l'obiettivo del paese di Andrea Zanzotto, del senatore Francesco Fabbri, fondatore di Ascopiave, e del beato Giuseppe Toniolo, ideatore della cooperazione economica e sociale. Un percorso iniziato con la presentazione nella biblioteca pubblica a pochi mesi dall'inaugurazione del nuovo municipio con il ritorno della casa comunale sulla piazza principale e che terminerà il 2 marzo con la consegna dei documenti al Ministero per i beni culturali. In realtà il primo passo è già stato fatto il 19 dicembre scorso con la presentazione della manifestazione di interesse al bando, che per specificità sembra quasi fatto su misura per il paese sul Soligo. Quest'anno il bando declina la cultura come cooperazione. In questa area è vissuto Giuseppe Toniolo, economista. Ecco perché la realtà della latteria di Soligo è anche un esempio culturale di cooperazione che continua a funzionare e per questo può essere meta per turisti e studiosi. Accanto a questo esempio Pieve mette sul piatto anche 2 importanti anniversari di forte impatto culturale. I centenari sono quelli di Francesco Fabbri e di Andrea Zanzotto, centenari dalla nascita, che vogliamo ricordare. L'amministrazione comunale raccoglierà, patrocinerà queste iniziative e le aggiungerà a un programma che già si sta
presentando molto ampio, visto i contributi dei vari comuni. Già, perché l'altra particolarità di questa candidatura è che con Pieve di Soligo ci saranno i 29 comuni del quartiere del Piave, per una sorta di capitale UNESCO diffusa tra tutte le colline del Prosecco. È di un territorio dei 29 comuni conferenti all'IPA, di cui Pieve di Soligo è l'ente capofila, e abbiamo deciso di presentare questa candidatura proprio perché sia una candidatura d'area. 43 concorrenti per Pieve e le colline UNESCO, anche se la vera sfida sarà sconfiggere i campanilismi. Se noi continueremo a lavorare come singole amministrazioni, come singoli paesi, non otterremo niente. Se inizieremo a ragionare come territorio unito, di sicuro raggiungeremo grandi risultati con grandi ricadute anche economiche per le nostre comunità e per i nostri cittadini. E sulle colline del Prosecco Patrimonio UNESCO è boom di strutture ricettive. Lunedì un incontro di formazione a Miane ed è già tutto esaurito. Il titolo già racconta quello che è un vero e proprio boom nell'Alta Marca. Ristrutturare e riconvertire fienili e vecchie case in alloggi per turisti. Un tema così caldo tra Vittorio Veneto e Valdobbiadene da richiedere serate informative organizzate dalle amministrazioni comunali con il patrocinio della Regione. L'esempio lo porta proprio Valdobbiadene. I turisti chiedono strutture come bed and breakfast, come affittacamere, quindi l'extra alberghiero, anche l'alberghiero, però loro appunto preferiscono sentirsi a casa. In queste strutture dove i posti letto comunque sono contenuti, e infatti su questi c'è stato anche un grandissimo incremento, perché dal 2014 ad oggi a Valdobbiadene le strutture sono aumentate del 150% e sono aumentate soprattutto queste tipologie di strutture. A fronte di una richiesta costantemente in crescita, in molti si trovano a combattere con le norme per la concessione delle autorizzazioni. Per questo torniamo al titolo e al manifesto dell'iniziativa organizzata da Miane per la serata del 20 gennaio e patrocinata da tutti i comuni dell'area UNESCO, oltre che dalla Regione. Un incontro formativo che peraltro sta già registrando il tutto esaurito. In questo momento io sto avendo moltissime richieste da parte della popolazione sul come far nascere, quindi su come avviare tutte le locazioni turistiche, bed and breakfast e altre opportunità proprio nel territorio. E per questo motivo ho voluto promuovere questo incontro con i tecnici regionali, perché informassero, spiegassero alla popolazione e anche ai vari comuni limitrofi appartenenti appunto all'UNESCO l'iter di avvio. Gara di solidarietà a Macerata per i funerali di Silvano Santi, l'uomo morto di infarto dopo aver avuto un alterco con il ladro della bici di suo figlio, e proprio il figlio ai nostri microfoni ringrazia la comunità per l'aiuto. Volevo ringraziare tutti i cittadini di Macerata che mi sono stati vicino, e soprattutto volevo ringraziare tanto anche la protezione civile che, oltre a operare insieme a loro, mi hanno sempre dato una mano, e in questo caso li ringrazio veramente di cuore. Un aiuto concreto, anche economico. Di fronte al dramma di Michael, Macerata non si è girata dall'altra parte e lo ha aiutato a organizzare e pagare i funerali del padre Silvano, morto dopo aver litigato con il ladro della bici del figlio. Una storia che aveva fatto discutere, arrabbiare e commuovere. Lo stesso Michael l'aveva raccontata ai nostri microfoni. È il pomeriggio del 1 gennaio quando il ragazzo, un amico e il padre raggiungono una pasticceria in via Caccianiga, dove intercettano il ladro minorenne della bici sottratta il giorno prima e gli chiedono di restituirla. Sono attimi concitati, l'alterco però è solo verbale. Il ragazzino ammette le proprie responsabilità, ma l'uomo, 64 anni, è molto provato. Uscendo dal bar attraversa la strada e va al postamat. È qui che si accascia a terra colpito da un infarto. Inutili tentativi di rianimarlo. Il padre muore davanti agli occhi del figlio. Da lì una vera e propria gara di solidarietà fino al funerale di sabato 11, 10 giorni dopo il dramma. Telefonate, proposte di lavoro, gesti concreti. Come se mi fosse arrivata veramente una mano dal cielo. Quello sì. Adesso riposa in pace e un sospiro di sollievo l'ho tirato io. Resta un pensiero per il ragazzino della bici che formalmente non è accusato di nulla, ma nella testa di Michael è un tarlo. Senza quel gesto forse le cose sarebbero andate diversamente. Di sicuro quando lo vedrò in giro mi riverranno sempre in mente i ricordi. E spero che questo ragazzo lo capisca, che atti del genere non vanno svolti, perché oltre ad andare in casini e tutto quanto ti rovini solo la vita. Cambiamo decisamente argomento. Chuck Sport nasce a Treviso un nuovo quotidiano online dedicato
dedicato alla informazione sportiva. Sentiamo. Ci saranno anche Bruno Pizzul, Monica Vanali e Giovanni Bruno tra i relatori dei corsi di formazione per aspiranti inviati sportivi organizzati da Chuck Sport, il nuovo quotidiano sportivo online dal prossimo 3 febbraio. Chuck Sport mira ad inserirsi nel mondo dell'informazione sportiva, puntando su notizie selezionate, approfondimenti e curiosità di nicchia. Interviste e rubriche arricchiranno il magazine con attenzione anche a temi come il doping o il razzismo. Spazio al calcio, ma non solo. Su Chuck Sport ci saranno anche notizie dalle altre discipline, anche amatoriali, e poi servizi informativi sulla salute e medicina legata allo sport. Infine, i corsi per l'inserimento di giovani nel mondo professionale informativo, con i corsi per aspiranti inviati sportivi. Le notizie ora da Belluno e provincia. Parliamo ora di Olimpiadi invernali Cortina-Milano del 2026, potenziare le infrastrutture stradali e ferroviarie appunto in vista dei giochi. Il PD annuncia un piano di opere e dal governo arriva 1 miliardo di euro da spartire tra Veneto e Lombardia. La strada verso le Olimpiadi di Milano-Cortina porta con sé anche risorse e investimenti per il territorio, in particolare quello bellunese. A Padova i parlamentari regionali del Partito Democratico, insieme al sottosegretario alle infrastrutture Salvatore Margiotta, hanno annunciato un piano di opere che riguardano la rete stradale e quella ferroviaria per potenziare i collegamenti in vista del grande evento sportivo invernale in programma nel 2026. Il governo con la legge di bilancio ha stanziato 1 miliardo di euro di finanziamento che verrà ripartito tra Lombardia e Veneto. L'occasione che le Olimpiadi danno a questi territori è un'occasione che sfrutteremo al meglio, che il governo non perderà, con la collaborazione di tutti coloro i quali sono artefici di questo processo di ristrutturazione del territorio. I finanziamenti serviranno non solo per gli impianti sportivi, per i quali è prevista anche una legge ad hoc. Nel frattempo verranno completate le opere che serviranno anche per i mondiali di sci in programma nel 2021 a Cortina. Si tratta dell'elettrificazione della rete ferroviaria del Basso Bellunese e con i 300 milioni già stanziati da ANAS i collegamenti in uscita della A27 verso Cortina e verso il Comelico. Il deputato bellunese Roger De Menec assicura che entro la primavera del 2020 verranno eseguite. Nel frattempo al via la programmazione in attesa delle Olimpiadi. Il PD ha le idee chiare. Abbiamo già un pacchetto di opere necessarie proprio per completare, come dicevo, da una parte la cura del ferro iniziata, e quindi per me vuol dire arrivare fino a Calalzo con l'elettrificazione, e dall'altra completare la messa in sicurezza e la rettifica delle strade statali, anche qui dall'uscita della 27 verso il Cadore e dall'uscita della 27 anche guardando alla provincia di Trento, e quindi tutta la dorsale della Val Belluna che parte, come dicevo, da Belluno e arriva fino a Feltri. De Menec inoltre risponde anche all'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti, che aveva parlato di blocco delle opere ferroviarie nel Bellunese a causa delle indecisioni sui tracciati. Credo che i nostri enti locali abbiano le idee sufficientemente chiare. Io invece stimolo l'assessore De Berti a scendere ancora più in campo. Il progetto è già finanziato. E task force istituzionale per chiedere al Ministero dei Beni Ambientali e Culturali l'annullamento dei vincoli imposti nell'area del Comelico e di Auronzo, ma al momento la situazione non si sblocca. Noi non ci stiamo perché la Regione Veneto è d'accordo con gli enti territoriali, quindi non solo con il comune di Comelico Superiore ma di tutta l'area. Questo è fondamentale per far vivere quei territori. Le istituzioni sono compatte, comuni, provincia di Belluno e Regione Veneto hanno fatto ricorso contro i vincoli decisi dal MIBACT per l'area del Comelico e di Auronzo. Il nodo cruciale della vicenda è legato al progetto per il collegamento sciistico fra la Val Comelico, l'Alta Pusteria e le Dolomiti di Sesto, stoppato dalle decisioni ministeriali perché deturperebbe quella che UNESCO nelle sue linee guida definisce buffer zone, e cioè un'area che deve garantire un livello di protezione aggiuntiva ai beni riconosciuti patrimonio mondiale dell'umanità. Perciò, nonostante la task force istituzionale, la situazione non si sblocca. Non si sblocca perché purtroppo a livello governativo, ma soprattutto in termini di sovrintendenza, non vogliono concederci questo impianto.
Una follia per gli ambientalisti che reputano strumentale l'aver travisato i documenti ministeriali dove la parola vincoli non sarebbe mai citata. Solo un capro espiatorio per problematiche come lo spopolamento che hanno la loro radice altrove, chiosano Mountain Wilderness Italia, Italia Nostra, WWF, Federazione Nazionale Pro Natura, l'IPU e Legambiente. Strumentali saranno loro e gli scenari apocalittici che hanno dipinto, ribatte Caner, che al governo chiede di battere un colpo. Crediamo che questo sia incredibile, è inutile che ci riempiamo la bocca dicendo che bisogna attuare misure per tenere la gente a vivere in montagna e poi quando si chiede un misero collegamento che serve per l'economia non solo turistica ma generale dell'area, abbiamo una persona solo che blocca il tutto, quindi la Regione ha fatto ricorso e ora staremo a vedere, certo che aspettiamo che il governo batta un colpo forte. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre in chiusura le previsioni del tempo. Arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. Migliora il tempo, ma un'irruzione di aria fredda da nord-est farà calare via via le temperature. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 19 gennaio. Sul Veneto la giornata risulterà piuttosto stabile, vedete, con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso, solo con qualche nebbia e con qualche addensamento sulle aree pianeggianti. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, valori massimi invece fino a 9 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà infatti soleggiato ovunque con cielo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime tra 8 e 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto la situazione, sole prevalente su tutti i settori con al massimo poche nubi a carattere sparso. Temperature minime sotto zero, massime tra 5 e 6 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.